Allora, salve a tutti, buonasera, non so se si sente l'audio, buonasera, copione, che vi ho copiato, dai ditemi, che non lo so, copione di che? Devi contare alla rovescia, ormai ci siamo specializzati, aspetta che sto a mettere un po' di musica, che qui ancora sto lavorando su OBS per fare tutto sincronizzato, che fa tutto lui. Comunque ci arrangiamo un po', insomma. Fammi levare la cuffia che non serve a niente, mi metto un cappellino. Buonasera a tutti, a quelli collegati. Ciao Daddo. E niente, oggi facciamo questo unboxing sempre di un acquisto diretto. Si sente la musica, Daddo? Si sente la musica un po'? No, io tanto alzare la teppiere così non la posso alzare, però posso far così. Immagino che si senta la musica, dai, allora andiamo avanti, se no facciamo una diretta poi troppo lunga. Come sempre io prima di aprire il pacco, che è qua giù, un attimo solo, leviamo il disco, leviamo tutto. Ecco, il pacco che dobbiamo aprire è questo, eccoci qua, quadrato, scusate, ok, andremo ad aprire questo pacco. Leggi, sì, ho letto, leggi, lo so, io purtroppo vedo soltanto le scritte che compaiono nella chat lì laterale. Allora, qui leggete, sì, Goody Music, grande negozio per DJ che ancora esiste a Roma, vicino Piazzale Flaminio. Vi consiglio di andarlo a vedere. Appena potrò pubblicherò il video. Io nel 2018 ci sono tornato dopo 20 anni, dopo tanti anni, e l'ho trovato dal mio punto di vista migliorato, perché ovviamente nel frattempo sono uscite anche tutte le console, tutti i CDJ, vari mixer eccetera, e quindi mi ha fatto molto piacere trovare che Goody Music c'aveva tutto di più, e non solo, c'aveva una stanza che io ho avuto, diciamo tra virgolette, il privilegio di fare qualche fotografia veloce che trovate sul mio profilo Facebook, della stanza dove loro insegnano a nuovi DJ. Il bello di questa stanza è che non c'era tutto digitale, c'erano anche i giradischi Reloop, giradischi Technics,
quindi c'era un po', non c'era solo il digitale, assolutamente, c'erano delle console, quindi diciamo ai nuovi DJ che vanno a fare dei corsi e quindi si avvicinano a questa professione in modo digitale, non è solo in modo digitale ma anche in modo analogico con i DJ. Dicevo, prima di sballare questo, abbiate un attimo di pazienza, andiamo a vedere un po' di dischi che io ho da parte, che fanno sempre parte della mia collezione. Per esempio questo è il Grande Vasco Rewind, questo è un tomo che non finisce mai, ok? Bellissimo questo, che è dentro c'è tutto un album fotografico, tra l'altro tiratura limitata, copia numero 1952, anche se non so se si vedrà mai. Andiamo avanti. Un altro che ho preso, io ho già l'originale comprato all'epoca, ma siccome anche questo era a tiratura limitata l'ho preso, non penso, questo non lo userò perché ho quello originale degli anni 90, ma questo è bellissimo perché è a tiratura limitata, guardate questo, 802 di 1000, ne hanno fatte solo 1000 di questi album, tutto sottosopra, non so come si deve mettere, vabbè. Ok, poi c'è quest'altro che è bellissimo, 25esimo anniversario Thriller, Michael Jackson, purtroppo c'è la luce che mi frega, bellissimo anche questo. Non poteva mancare alla mia collezione History, Double Picture Disc di Michael Jackson, ok? E poi parlando di Michael Jackson non si può lasciare da parte Madonna con Hard Candy. Questo vi volevo far vedere, diciamo anche uno solo di questi dischi, perché mi piacciono troppo, non essendo picture disc, sono vinili, guardate che belli, una cosa spettacolare questi qua di Madonna, questo è proprio bello, un double LP di Madonna, Hard Candy, ok? Aspettate solo un attimo che lo rimetto a posto. Questi li uso proprio poco questi dischi qua, che ci sono affezionato, va bene? Allora, è già passato qualche tempo, quindi io direi di proseguire e di andare su il protagonista di questa diretta, d'accordo? Michael Jackson the best, sì, c'ho pure Bad ovviamente, i dischi di Michael Jackson praticamente ce l'ho tutti, come i Queen, pure dei Queen c'ho tutto, i Queen ho fatto vedere l'altra volta 2 bei picture disc all'altro unboxing, se volete andare a vedere l'altro video c'ho 2 picture disc dei Queen bellissimi perché sono la colonna sonora di Bohemian Rhapsody del film. Io intanto, come vedete, col fedele coltellino rosso, eccolo, sto aprendo. Come sapete io vi ripeto sempre nei miei unboxing, oramai li faccio dal 2017 e piano piano li sto mettendo tutti sul canale YouTube, quindi li trovate tutti quanti belli ordinati lì per data, così se volete vedere tutti i dischi che piano piano ho accumulato e sto accumulando anche nel tempo, oltre a quelli che comprai negli anni 80 e 90, li potrete trovare piano piano tutti sul mio canale YouTube. E niente, dicevo che a me la musica piace tutta, quindi qua dentro ci potrebbe essere musica classica, musica lirica, musica per bambini, rock, jazz, pop, hard rock, quello che... E adesso andiamo ad aprire, non vi anticipo proprio nulla, proprio apposta, ok? Allora, andiamo a vedere l'imballo. Come vedete l'imballo c'ha tutto il pluriball intorno ai vinili e io ne conto 1, 2, 3, 4, quindi sono 4 vinili. Dai, forza, cosa conterranno questi 4 vinili? Scrivetelo nella chat. Che cosa conterranno questi?
No, no, che Natale? Natale a voglia prima che arriva. Mancheranno 15 giorni a Natale. No, no, non è Natale, non è Natale. In 15 giorni a voglia quante cose mi posso regalare ancora. Non c'entra niente con Natale questa. Dai, forza. Può essere qualunque cosa, eh. Vi faccio vedere così, dai. Che cos'è? Non è Natale, non è Natale. Allora, vi voglio dare un aiutino. Sono dischi nuovi, quindi non usati. Non ho comprato usato e quindi sono dischi nuovi. Sono usciti adesso praticamente, nel 2020. Sono dischi del 2000. No, Cristina D'Avena nel 2020 per ora non ha fatto nulla. Cristina D'Avena ce l'ho Duets, c'ho Duets 2 là, The Return, ce l'ho tutti su vinile, Cristina D'Avena, ma non è Cristina D'Avena. Calcolate che nel 2020, tra l'altro ho scoperto che Lady Gaga nel 2020, dopodomani, esce in audiocassetta, l'ultimo LP di Lady Gaga esce in audiocassetta, ragazzi, ma che coraggio a uscire ancora le audiocassette. Allora, quindi questo vuol dire che anche le audiocassette vanno, eh? Allora, ho tirato fuori forse pure troppo? Buco, Morgan, chi so? No, 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 no. Stiamo fuori. Veramente fuori. Si dovrebbe già aver capito dalle mani. Attenzione, non l'avete capito? Oh, questo così si mette. Questo è famoso, eh? Attenzione, eh? Qualcuno l'ha indovinato? Vabbè, va. Unboxing! Chiuso, che non fa vedere niente, niente devono vedere. Allora, sempre su etichetta DVA, ok, per Renato Reni J Savage, e questo è il mix di I Love You. Io l'altra volta avevo preso il 33 giri doppio album. Vedete, questo autografato da Savage. Tra l'altro questo l'ha autografato, l'ha autografato sopra alla copertina, quindi questo io in teoria, se lo sballo e levo la copertina, se ne va l'autografo. Vabbè, mannaggia, queste sono le cose fatte un po' così. Vabbè, va bene lo stesso, perché la copertina la mantengo io. Quello è I Love You. Questo è il remix, sempre scritto anche qui per Renato Reni J con la scritta di Savage, autografato I Love You remix, ok? Cioè questo è I Love You di Savage, autografato e dedicato, quindi con la dedica e con l'autografo, ok? Poi c'è Italo Disco di Savage, anche qui per Renato Reni J Savage. Questi sono tutti dischi mix, Italo Disco, eccolo qua. Opla, vedete il monitor poi. Italo Disco. Questo è un brano che si chiama proprio Italo Disco di Savage per Renato Reni J da Savage. E poi l'ultimo, diciamo, secondo me il più bello, eccolo qui, Where is the Freedom, sempre di Savage, di Roberto Zanetti per Renato Reni J Savage. Così questi, insieme anche all'album di Savage, ce li ho tutti quanti belli autografati, bellissimi, da collezione. Questi così
sono da collezione. Opla, non lo riesco a mettere. Where is the freedom? Savage. Lo so, ma non costano tantissimo, quindi si possono comprare. Se volete comprarli dovete contattare direttamente questa etichetta discografica qui, che pensavamo essere morta, invece la DVA esiste. Ovviamente su ogni disco pure il bollino si ha e niente, vi rivolgete direttamente a loro. Diciamo sono abbordabili come prezzi, non sono esagerati come prezzi, siccome sono bei brani e soprattutto siccome adesso per posta senza andare a fare le file, poi soprattutto in caso di coronavirus andare a fare una fila è impossibile, te le mandano già belle autografate, scritte, dedicate e autografate, perché attenzione, questo non è solo un autografo, soltanto scritto Cristina D'Avena e basta. Qui c'è scritto per Renato Reni J, quindi sono dedicate e autografate, capito? Quindi diciamo siamo un attimino un po' più, diciamo, sulla soddisfazione personale, diciamo, di poter avere diciamo una dedica, diciamo un qualcosa, una dedica da un grande come Savage, oltre ad aver fatto tantissimi brani bellissimi, è anche uno dei fondatori della DVA, che ha lanciato tantissimi successi negli anni 90 e lo sappiamo tutti. La DVA, che razza di etichetta discografica è. Insomma, eccoci qua. Io spero adesso di sbrigarmi perché il PC è pronto per fare le dirette da giù e quindi potrò mettere anche qualcuno di questi brani, anche se ovviamente vi invito a prenderli, se li volete, su vinile, contattando la DVA o anche la società che si occupa della distribuzione, che è la Extravaganza Publishing, che ha questo, ecco qui, Extravaganza Publishing. Poi io adesso nelle descrizioni vi metterò tutti gli indirizzi email e tutto quanto, questo Extravaganza Publishing, vedete? Scrivete o a loro o direttamente alla DVA, alle mail che vi metterò nelle descrizioni, e potrete, diciamo, chiedere l'acquisto di questi vinili, o altrimenti andate negli store digitali, diciamo i più famosi anche su Amazon, e potete comprare la versione digitale di questi brani. Mi sembra che ci sia anche la versione CD di questi brani bellissimi, e quindi niente, adesso io me li vado a sentire, non li metterò, diciamo, in diretta, proprio perché sennò poi YouTube blocca i video, fa un macello, eppure per rispetto al grande lavoro che ha fatto Roberto Zanetti e tutto il suo team, diciamo, quindi vi invito ad andarli ad acquistare sui negozi online. Ve li faccio rivedere per l'ultima volta, così: I Love You, Savage, di dietro, eccolo, c'è scritto I Love You, ok, quindi vediamo al volo, I Love You Remix, Savage, ok, I Love You Remix, ok, Italo Disco, Savage, anche qui si legge benissimo la dedica per Renato Reni J Savage, posteriore, attenzione alla luce, Italo Disco Savage, Where is Freedom? E questo dovrebbe essere un disco blu, tra l'altro, quindi è pure bello da vedere questo quando gira, Poi li sballerò tutti quanti in diretta quando li metterò sul giradischi, sui miei 1210 o anche sul Sony, non lo so, sulla Kai, ce n'ho tanti dei giradischi giù, quindi non è un problema su quale giradischi metterlo. Vabbè, gli altri dischi ve l'ho fatti vedere. Diciamo che per questa diretta molto rapida, molto veloce, vi ho rubato poco più di un quarto d'ora, neanche 20 minuti. Diciamo che ci possiamo pure fermare qui e vi do appuntamento poi alle mie
prossime dirette dove mi dedicherò non solo alla musica ma anche all'informatica e ai cartoni animati, come da progetto conoscere Reni, direttamente da Reni, che sto cercando di portare avanti contemporaneamente al fatto che la pizzeria adesso è, diciamo, è aperta anche di giovedì, quindi per chi è di Roma, soprattutto di Roma Sud, Ciampino, Morena, queste zone qui, potete chiamare lo 06 79 00 899 per ordinare la vostra pizza romana o la pizza a domicilio, ok? E quindi niente, detto questo, pubblicità occulta, non tanto occulta, come si faceva negli anni 80 con i film che si vedeva. L'altra volta stavo vedendo War Games, giochi di guerra, ecco, c'ho i DVD qua. War Games facevano la pubblicità alla Pepsi, ecco, questi sono i DVD di War Games, giochi di guerra. Stavo rivedendo l'altra volta questo film 2 o 3 giorni fa e niente, qui fanno pubblicità occulta alla Pepsi Cola. Comunque tutto qua, sono sempre tutti aneddoti, tutte cose che andiamo a scoprire insieme man mano che ci tornano in mente, ok? Io vi ringrazio di avermi visto e niente, alla prossima diretta, magari un unboxing, magari no, magari parleremo di computer o di altro, insomma. State sempre con me, ok? Alla prossima!